Buongiorno care amiche, cari amici. Ci ritroviamo oggi per un po' di yoga insieme e cominciamo come sempre ascoltando il nostro respiro. Appoggiamo le mani all'addome e cerchiamo di entrare nel movimento del nostro respiro. Escludiamo qualsiasi altra cosa, c'è solo il nostro respiro, nient'altro. E ricordiamoci sempre di farlo scendere giù bene fino in fondo. E sentiamo che ascoltare il respiro, entrare nel movimento del respiro, nel ritmo del respiro, ci dà una grande calma, una grande tranquillità. Bene. Adesso facciamo delle torsioni lente, morbide. Portiamo le braccia in avanti. Inspiro dentro il respiro. Fuori il respiro. Inspiro al centro, dentro il respiro. Fuori il respiro. Ancora, inspiro. Fuori il respiro. Inspiro. Fuori il respiro. Ancora una volta, inspiro al centro, espiro, inspiro, espiro e ritorno. Allunghiamo bene le braccia in avanti e le abbandoniamo. Rilassiamo. Incliniamo piano la testa da una spalla all'altra. Bene. Adesso apriamo le braccia, le spingiamo lontano, allunghiamole bene, sentiamole diventare lunghe, lunghissime, poi le portiamo in avanti, intrecciamo le dita delle mani e espirando fuori il respiro, spingiamo in avanti le braccia e anche le spalle. Ancora apro, inspiro, le braccia si allungano, espiro. Ancora una volta, inspiro, espiro. Abbandoniamo le braccia, abbandoniamo per un attimo la testa e le spalle. Poi piano piano ci risolleviamo, apriamo bene le spalle, raddrizziamo bene tutta la colonna vertebrale. Portiamo le mani alle spalle, disegniamo dei cerchi nell'aria con i gomiti, dei cerchi ampi, lentamente. Ascoltiamo come si muovono i muscoli delle spalle. Sentiamo il movimento delle scapole che si avvicinano e si allontanano. Nell'altra direzione. Movimenti lenti e ampi. Cerchiamo sempre di fare tutto con attenzione. Bene, rilassiamo. Inspiriamo, espirando giriamo la testa, tenendo il mento parallelo al pavimento, non su, non giù.
Inspiro, dentro respiro, fuori respiro. Inspiro, dentro respiro, fuori respiro. Inspiro, espiro. E ritorno. Adesso flettiamo la testa in avanti. Inspiro sulla testa, fuori respiro. Dentro respiro, fuori respiro. Ancora. Sulla testa, la porto indietro, distendo bene la gola e riporto la testa al centro. Adesso disegniamo dei piccoli cerchiolini nell'aria con la testa, un movimento bello morbido, fluido. Nell'altra direzione. E ci fermiamo. Adesso portiamo il mento verso l'alto, lateralmente, lo facciamo scendere e lo solleviamo dall'altra parte. Disegniamo delle V, delle piccole V nell'aria, sempre con un movimento dolce. E ci fermiamo. Incliniamo la testa verso una spalla, apriamo lateralmente l'altro braccio, spingiamolo un po' verso il basso, in modo da allungare bene, stirare bene qua la muscolatura laterale del collo. Poi su, ritorno, la testa va all'altra spalla, apro l'altro braccio. E ritorno. Rilassiamo. Adesso immaginiamo di indossare una maglietta stretta, proprio stretta, stretta e bagnata, e dobbiamo fare un po' di fatica per toglierla. Incrociamo le braccia, immaginiamo di toglierci questa maglietta che ci stringe, su, facciamo lavorare un po' i muscoli delle spalle, delle braccia e via. Ancora, su, 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 via. Lo facciamo ancora e pensiamo anche di liberarci di tutto quello che ci stringe, tutto quello che ci opprime, quello che ci chiude, anche mentalmente. Ancora sul movimento e via, liberiamoci tutto e rilassiamo. Prendiamo ancora dei bei respiri. Inspirando, inarchiamo indietro le braccia. Espirando, le braccia in avanti, incurviamo un po' la colonna vertebrale. Inspiro. Espiro. Ancora una volta, inspiro. E espiro. Bene. Adesso incrociamo le braccia, portiamo le mani fino alle spalle e dalle spalle fino ai polsi, su e giù. Su, le mani salgono fino alle spalle, poi scendono fino ai polsi, ancora su, streghiamo bene le mani sulle braccia. Mani alle spalle, mani ai polsi, mani alle spalle, mani ai polsi, mani alle spalle e poi apriamo le braccia, leggere. Ancora mani alle spalle, poi le apriamo. Mani alle spalle, le apriamo come se volessimo volare, come se volessimo creare spazio nel petto, spazio nel cuore. Ancora una volta, chiudo e apro.
diventiamo leggeri, leggerissimi. Poi abbassiamo le braccia e rilassiamo. Ruotiamo leggermente il tronco da un lato all'altro, con un movimento leggero. Bene. Adesso apriamo e chiudiamo le mani con forza, stringo bene i pugni, poi apro bene tutte le dita delle mani. Chiudo e apro, come se volessimo afferrare qualcosa, poi come se volessimo lanciare qualcosa. Afferro e lancio, afferro e lancio, afferro e lancio. Ancora una volta, afferro e lancio e rilassiamo. Solleviamo una gamba, mani intrecciate sul ginocchio, flettiamo la testa, cerchiamo di portare la fronte verso il ginocchio, giù bene le spalle, fermiamoci un attimo così, poi ci risolleviamo, lasciamo, l'altra gamba, mani intrecciate sul ginocchio, portiamo la fronte verso il ginocchio. E ci risolleviamo. Facciamo ancora una volta, su la gamba, giù la fronte, giù la testa. Ritorno e l'altra gamba, sul ginocchio, giù la testa. E ritorno. E rilassiamo. Terminiamo la lezione con la danza di Bali. Bali significa offerta, dono. È come se donassimo il nostro respiro. Portiamo le mani sull'addome. Ascoltiamo il movimento del respiro. Senza forzarlo, tutto con leggerezza. Immaginiamo che il respiro entri dall'addome come un raggio di sole e questa luce si diffonde in tutto il bacino. Poi portiamo le mani alle spalle, distendiamo un po' le braccia. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Tutto con leggerezza. È una danza. E adesso immaginiamo che il respiro entri come un raggio di sole in una finestra, una piccola finestra aperta nel nostro cuore. E lasciamo che il cuore si riempia di luce. Poi portiamo le braccia verso l'alto. Inspiro, espiro, porto le mani sulla testa. Ancora. E adesso immaginiamo che il respiro sia un raggio di sole che entra dal punto tra le sopracciglia, qui. E tutto il capo si riempie di luce, tutta la mente si riempie di luce, non c'è più posto per i pensieri. Poi abbassiamo le braccia, rilassiamo. Cerchiamo di percepire che tutto è leggero dentro di noi e tutto è luminoso. Grazie, la lezione di yoga è terminata, ci ritroveremo presto per un'altra lezione. Buona giornata a tutti.